consigliere provinciale di Patrie Furlane a Udine. Allora Simeoni, anche da lei voglio sentire un attimo una battuta di questi eventi organizzati, come si dice, un po' alla Carlona. Qui, come al solito, l'amministrazione di Udine vede 5.500 persone che chiedono una cosa, gliela concede. Un amministratore deve avere anche il coraggio di fare dei ragionamenti lucidi, saper dire di no o comunque far scegliere posizioni migliori dove organizzare certi eventi. Viale Venezia non mi pare che sia una scelta molto felice né per presenza di attività commerciali, neanche per promozione della città di Udine stessa. Quindi se la lungimiranza e la strategia dell'amministrazione udinese si conferma questa, abbiamo già detto altre volte cosa la pensiamo di loro. Senta, possiamo dire che è l'ennesima buccia di banana dove questa amministrazione cade, no? Perché i problemi sono altri, vedi l'immigrazione, vedi Borgo Stazione, le strade che sembra di essere la Parigi-Roubaix e via dicendo, però si fa cultura, questo discorso. Ma io penso che il ragionamento che fanno è nel bene o nel male purché se ne parli, questo ormai è la politica che si fa non solo a Udine ma in tutta Italia, l'importante è apparire. Senta, se Atene piange, Sparta non ride, intendo la provincia. La provincia ormai siamo arrivati pressoché agli sgoccioli, siamo lì con funzione puramente ornamentale, vedremo adesso nel mese di settembre come gestire le competenze residue e soprattutto le cose più spigolose, tra cui ex, di cui stiamo ancora attendendo di avere i numeri definitivi post sentenza sulla famosa causa ormai della discarica della Sardegna. Il presidente Fontanini non si è degnato ancora di convocarci sull'argomento. Contiamo che oltre alle celebrazioni del terremoto di cui andremo a fare un consiglio straordinario il 15 settembre, di andare a approfondire anche queste cose, visto che parliamo di soldi dei cittadini. Senta, pare il condizionale d'obbligo che a forza di spingere, ma soprattutto di punzecchiare, qualcosa si sta muovendo per quanto riguarda lo sfalcio delle strade provinciali, no? Sì, ho letto oggi sul Messaggero l'intervento del vicepresidente Mattiussi che anche lui ha constatato quello che ormai anche qui dalle vostre antenne stiamo dicendo praticamente ormai dai primi di luglio. Da quando c'è stato il passaggio delle competenze dalla provincia alla regione, nessuno si è preoccupato di impartire gli ordini e soprattutto di fare le manutenzioni ordinarie. Quello che era stato anche programmato come manutenzioni straordinarie, che io più volte in Consiglio provinciale avevo segnalato l'importanza che i fondi stanziati dalla provincia fossero recepiti immediatamente, spesi dalla regione. La provincia era pronta da fare gli appalti già col mese a fine giugno, col passaggio delle competenze si è fermato tutto, ormai siamo a settembre e ormai credo che andremo oltre. I lavori che erano programmati come appalti della provincia non se ne è fatto ancora uno, quindi credo che sia un danno economico ulteriore che va ad aggiungersi a questa confusione che è stata creata con l'improvvisazione di questa riforma degli enti locali da parte della regione. Ma secondo lei il referendum di ottobre, novembre, non si capisce bene esattamente quando sarà fatto questo benedetto referendum, quanto può incidere per dare una svolta reale o meno al futuro della regione? Ma io credo che anche all'interno dei partiti che amministrano la maggioranza all'interno della regione questo risultato sarà determinante, perché ci sono molti che sono scontenti della dittatura imposta sostanzialmente dalla governatrice Serracchiani. Il fatto che un responso popolare possa dare, anche se io suggerisco agli elettori di entrare nel merito della riforma, non soltanto nel giudicare il governo e la governatrice Serracchiani, ma comunque se dovesse arrivare un segnale negativo, io credo che anche molti all'interno della maggioranza regionale cominceranno a fare i dovuti calcoli per vedere se hanno garantita la ricandidatura per il prossimo giro. Quindi se tutto crolla con la stella della Serracchiani, penso che anche loro penseranno a mettersi in salvo, ognuno per quel suo conto. Grazie a Federico Simeoni per la sua partecipazione, facciamo un cambio al volo.